Loro sono i lavoratori dell'Electrolux che oggi hanno deciso di restare sul posto di lavoro. Sono circa il 40% del personale dell'azienda metalmeccanica, perché il restante 60% è rimasto a casa. Nel pomeriggio l'adesione allo sciopero è stata più massiccia, circa l'85% dei lavoratori si è fermato. Di fatto per chiedere il rispetto delle norme di sicurezza contenute nel decreto per arginare l'emergenza coronavirus. Sono le loro condizioni di lavoro sotto accusa, situazioni di promiscuità inequivocabili che di fatto mettono a rischio loro e le loro famiglie. Ieri si sono fermati anche i colleghi di Fincantieri per 2 ore, mentre oggi l'azienda metalmeccanica si è fermata per tutto il giorno. Crediamo che quel decreto che ha stabilito che le attività produttive dei reparti produttivi possono rimanere aperti è stato un decreto che ha discriminato i lavoratori, in quanto gli operai stanno nel posto di lavoro, il virus non si ferma alle porte dei cancelli delle fabbriche e gli operai non sono carne da macello, e quindi noi chiediamo che precauzionalmente, per il tempo in cui rimane questo virus che sta colpendo la popolazione, ritenuto altamente contagioso, anche i lavoratori, anche gli operai non indispensabili, delle attività non indispensabili, possano essere lasciati tranquillamente a casa. Indispensabili come le aziende che producono alimenti o dispositivi medici, ma non impianti per la ristorazione o elettrodomestici. Astensione al lavoro della stessa durata anche per l'IRCA di Vittorio Veneto Gruppo Zoppas. 2 giorni di sciopero invece sono stati proclamati alla sede di Oderzo dell'azienda Primo Sole Components, stabilimento che produce componentistica per il reparto automobilistico. Macchine ferme anche alla Stiga di Castelfranco Veneto, azienda che produce trattorini rasaerba. In discussione sono le linee di produzione. Ci sono lavoratori che sono promiscui, lavorano molto spesso a meno 1 metro di distanza, usiamo mascherine, usiamo altre tutele, però non sono sufficienti. In Veneto sono oltre 150 le aziende industriali che hanno scelto autonomamente di fermarsi o ridurre l'attività attivando la cassa integrazione ordinaria. Intanto oggi l'assessore Elena Donazzana, che ha incontrato in videoconferenza le associazioni imprenditoriali e i sindacati, ha ribadito la necessità di tutelare la salute dei lavoratori ad ogni costo, annunciando un'intensificazione dei controlli da parte dello Spisal. Una certificazione di fatto che dovrebbe provenire dagli Spisal, che andranno a fare le verifiche nel caso di controversia, se quell'azienda rispetta o meno quelle che saranno le indicazioni di questo vademecum. Questo è quello che vi posso anticipare.